Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera parla di apparenza, parla di come tante persone, tante volte, per presentarsi a qualcuno, forniscano una certa immagine di se stessi agli altri. La storia si intitola Il biglietto di visita. La leggiamo subito. Keichu, il grande insegnante di Zen dell'era Meiji, era il capo di Kofuku, una cattedrale di Kyoto. Un giorno il governatore di Kyoto andò per la prima volta a fargli visita. Il suo aiutante presentò il biglietto del governatore, sul quale era scritto Kitagaki, governatore di Kyoto. Io non ho nulla a che fare con questo individuo, disse Keichu al suo aiutante. Digli pure che se ne vada. L'aiutante andò così a restituire il biglietto, con molte scuse. È stata colpa mia, disse il governatore, e con una matita cancellò le parole governatore di Kyoto. Torna ad annunciarmi dal tuo maestro, vai, corri. Oh, è Kitagaki, esclamò il maestro quando lesse il biglietto. Voglio subito vedere quest'uomo. Ecco, la storia ha due soggetti principali. Bene o male, l'aiutante non fa altro che fare avanti e indietro, poverino. Keichu, il nostro maestro zen illuminato, e Kitagaki, il governatore di Kyoto. È fine questa storia, perché il maestro in questa giornata che riceve questo biglietto sceglie non di incontrare il ruolo, il governatore di Kyoto, ma sceglie di incontrare la persona che c'è dietro al ruolo. Questo perché intanto è una persona illuminata, è una persona più grande, che ha desiderio probabilmente di conoscere il vero lato e persona che c'è dietro a governatore di Kyoto. Governatori, probabilmente ce ne saranno anche stati altri, non conosco benissimo la parte della storia di Kyoto, ma presumo che ce ne siano stati tanti, ma di Kitagaki ce n'è stato uno solo e è quello che lui vuole conoscere ed è quello che lui vuole vedere. È un rispetto verso la unica sostanza di quell'uomo. È bellissima questa storia. Questo appunto per come ragiona Keichu. Se analizziamo il secondo personaggio più importante, ovvero il governatore Kitagaki, fa dei passi lungo questa storia. Addirittura ammette un errore. Dice proprio è stata colpa mia. E cosa fa? Da solo prende la matita e cancella. Cancella cosa? Cancella il superfluo. Perché il ruolo è superfluo. Non è importante che riceva il governatore di Kyoto, è importante che mi riceva. E lui fa questo passaggio. Ma che riceva chi? La persona che è dietro a quella figura. Allora, il passaggio è proprio lì e alla fine la storia permette anche una certa riconciliazione. Per cui il maestro dice: ah sì, voglio proprio vedere quest'uomo. Il maestro sapeva benissimo che l'informazione era Kitagaki, governatore di Kyoto, ma era in più. A lui bastava Kitagaki, ma sapeva benissimo che era il governatore. Quindi una storia fine, però anche pazzesca. Quante volte noi ci presentiamo a qualcun altro con un'immagine stratosferica, con i biglietti da visita, con il super sito, ehi, siamo fantastici, vieni a provare da noi. Cioè, c'è tanto che si può dire sull'immagine. L'intera nostra società di oggi è basata sull'immagine. Ecco, attenti, perché in realtà dietro a tutta quella immagine c'è comunque una persona, un cuore, emozioni, sentimenti, una mente e un corpo. Per conoscere davvero bisogna eliminare il superfluo. Questo vuole dire questa storia. Un dettaglio marziale. Quante volte mentre pratichiamo e conosciamo qualcuno, ah, ma che dan sei? E che qualifica hai? Sei istruttore, maestro o sei aspirante allenatore? Ecco, non è importante. Tutti possono fare il corso di aspirante allenatore, il corso per i Dan e quindi diventare terzo, quarto, quinto, fino al sesto con la preparazione esami ed esami puoi farlo.
Poi c'è chi ce la fa e chi non ce la fa, ma sono titoli, sono cose che tu fai perché ami questa disciplina, ma non ti daranno niente dagli altri. E questo è un dettaglio importantissimo. Se fate gli esami per gli altri, state sbagliando. Se ricoprite dei ruoli per gli altri, perché non li sentite vostri, mi ha chiesto di fare l'insegnante, lo farò. No, fatelo se vi piace insegnare. Volete restituire o dare qualcosa a qualcuno? Volete restituire il tempo che un maestro ha dato a voi quando eravate piccoli a generazioni future? Fatelo, è un bellissimo gesto, secondo me è una cosa emozionante, è bello. E attenzione perché il bello è che una persona dà a qualcuno, quel qualcuno darà a qualcun altro. È fantastico. È una passa il favore. In più mi viene da dire i gradi Dan è la stessa cosa, non importa i gradi Dan, è importante chi li indossa. È importantissimo, certo, avere un alto grado a cui corrispondono alte responsabilità. È importantissimo avere alti ruoli. Sono allenatore, ragionerò in un modo, istruttore in un altro, maestro. Devo essere ancora con delle responsabilità in più e con delle accortezze, con degli accorgimenti e conoscenze in più, ma questo è un dovere, non è solamente un piacere, deve essere una grande responsabilità. Però attenzione, dietro a ognuna di queste cose, gradi e qualifiche, ci sono le persone e sono quelle che realmente fanno la differenza. Perché, credetemi, vi capiterà di trovare persone di grado più basso, magari di qualcuno, che magari vi danno tanto a livello di persona, vi danno tanto a livello anche tecnico magari, perché non è l'unico parametro la scala di Dan, è anche la scala di valori che lui mi porta nel tatami, in come entra ed esce dalla materassina, a chi fa il saluto, come si rivolge, come si comporta, cosa dice, cosa fa, lo fa con tutti, fa anche con le cinture più basse, fa solo tra i gradi più alti, è come uno si comporta che fa il DAN, non è solo il certificato, è una parte. Ecco, e poi per le qualifiche è uguale. Non pensate che siccome avete la qualifica di maestro, gli allievi vi chiamino maestro. È una cavolata. Il maestro vero è qualcuno che viene chiamato maestro senza bisogno che lo chieda a nessuno. Ah, tu mi devi chiamare così. No, perché? Perché mai? Se lui si sentirà di dirtelo, te lo dirà e verrà automatico questo aggettivo, questo sostantivo. Essere maestri è una cosa che viene riconosciuta dall'allievo a te, non è qualcosa che puoi pretendere. Nel momento in cui lo pretendi, lo hai già perso, hai già finito, hai già chiuso, come si suol dire. E credetemi, io ne ho viste di cotte e di crude in tanti ambiti, non sto parlando del judo, ma credetemi, ci sono figure di questo tipo, eh, anche nel judo ce ne sono, non è che non ce ne sono, ma non è per parlare male, è per darvi un consiglio. I maestri migliori non sono quelli che hanno fatto il corso e poi hanno imparato. Ah, bene, ho questo, allora posso pretendere che hanno fatto il loro percorso. Questo sto dicendo. Voi fate il vostro e costruite per voi. Siate la persona, non siate il ruolo. Perché il ruolo verrà secondariamente, sarà una cosa in più, è un superfluo. Andiamo a trovare il maestro X, ma non è che andiamo a trovare il maestro X, andiamo a trovare X. È lì il cuore, il fatto cardine, secondo me. Le persone, i dojo, funzionano bene non perché hanno tante qualifiche, perché hanno le persone giuste nei punti chiave. Hanno gli animi e gli spiriti migliori dove serve. Chi nell'agonismo, chi nella parte di kata, chi nella parte magari di difesa personale, chi in discipline parallele. È questo che fa vincente un club. E io sono molto fortunato, devo dire la verità. Ma costruitevi, costruite la vostra strada come persone. Io sono nome, cognome. Questo è quello che ci dice anche questa storia.
Un saluto, ciao a tutti.